In merito alla pubblicazione del report sull'infanzia a rischio, interviene con una nota stampa il segretario provinciale della UIL, Gero Acquisto, che afferma come Save the Children, diseguaglianza e povertà incidono sulla salute dei bambini in Italia. Chi nasce ad esempio a Caltanissetta ha 3,7 anni in meno di aspettativa di vita rispetto a chi è nato a Firenze. Questo emerge dalla 13ª edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo Come stai?, diffuso appunto dall'organizzazione umanitaria Save the Children. L'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. In Italia, soprattutto al sud, nelle isole, quasi 1.400.000 bambini vivono in povertà assoluta. Il 14,2% dei minori e i divari economici pesano direttamente sull'aspettativa della vita. Le differenze geografiche, socio-economiche e culturali si riflettono nel diverso numero di anni di speranza di vita, di buona salute che una bambina e un bambino appena nati possono aspettarsi. Ad esempio, in media in Italia una neonata del 2020 aveva di fronte a sé una speranza di vita in buona salute di 60 anni. Una bimba nata in Sicilia ne aveva soltanto 56,9, mentre una bimba addirittura nata in Calabria 52,7. Il segretario generale della UIL Agrigentina, Gero Acquisto, in merito interviene sottolineando come nessun bambino sceglie di nascere, nessuno può decidere dove crescere. I gusti che svilupperà, le sue conoscenze, le opportunità che si troverà di fronte, il lavoro che farà, la qualità della sua salute, la sua aspettativa di vita dipendono dalla sua eredità biologica, dall'ambiente a cui verrà esposto. È davvero disarmante, continua Acquisto, per me che sono un padre, leggere dati così allarmanti e constatare che quello che si riporta in una ricerca sia la drammatica fotografia di quello che ogni giorno vivo, per cui la nostra organizzazione si batte in un territorio che anche questa volta ne esce umiliato. Di fronte all'immagine di questo paese che invecchia, conclude Acquisto, e non sa guardare al suo patrimonio più prezioso, quello dell'infanzia, è necessario assumersi la responsabilità, rivedendo anni di politiche pubbliche che hanno esacerbato le diseguaglianze e iniziato un percorso di giustizia sociale.